Veneto Banca è una popolare antica, nasce nel 1877 ed è profondamente radicata nel territorio. I nostri prodotti e anche i nostri servizi sono il frutto del dialogo, ma soprattutto della conoscenza che abbiamo della nostra clientela. Per un'azienda la differenza la fanno i servizi ed i prodotti che offre al mercato di riferimento. Questo vale anche per Veneto Banca, che con accurata flessibilità propone ai propri clienti dei prodotti assicurativi che hanno come missione quella di generare e tutelare i risparmi delle famiglie. Si chiamano tra gli altri Young, Vantaggio Previdenza e Vantaggio Investimenti Platinum. Young nasce per garantire il futuro dei propri figli attraverso un capitale creato con l'accantonamento periodico di piccole somme. Il soggetto, contraente assicurato, potrà essere il genitore o il nonno, ma il beneficiario finale sarà sempre il figlio, il quale potrà scegliere fra il capitale in un'unica soluzione oppure richiedere una borsa di studio liquidata attraverso 5 assegni annui rivalutabili. Young inoltre, nel caso di disoccupazione del contraente, concede l'esonero dal pagamento dei premi per un'annualità. Vantaggio Previdenza è invece una rendita privata, indispensabile per vivere sereni e mantenere il proprio tenore di vita anche al termine dell'attività lavorativa. Con Vantaggio Previdenza puoi accantonare ogni anno i tuoi risparmi, secondo un piano di investimento adeguato alle tue esigenze e al tuo reddito. Il vantaggio è quello di poter definire con largo anticipo l'ammontare minimo della rendita. Per chi ama le polizze sicure e innovative, ecco Vantaggio Investimento Platinum, in grado di garantire la crescita costante del capitale investito, senza rischi di perdite finanziarie. È un prodotto flessibile che ti consente di decidere liberamente la durata del tuo investimento, beneficiando delle garanzie esclusive dei prodotti assicurativi. Con Vantaggio Platinum si può gestire in libertà il risparmio, con comodi versamenti sospendibili in ogni momento e allo stesso tempo si può investire i risparmi in sicurezza, proteggendoli dalle oscillazioni dei mercati finanziari. La forza di Veneto Banca è il suo sguardo rivolto sempre al territorio per riuscire ad interpretare le esigenze dei propri clienti offrendo loro una risposta su misura. Proponiamo soluzioni personalizzate per soddisfare al meglio le esigenze della famiglia e delle piccole e medie imprese in particolare. Il successo nostro di oggi si basa su questo lavoro e dura ormai da più di 100 anni. Entriamo in questo studio ideale dedicato a Paese tra i fiori e i sapori, 29 aprile fino al 2 maggio, grande kermesse dei sapori della marca trevigiana, ma non solo, siamo sempre nell'azienda Disegna Castagnole, azienda zootecnica. Buona giornata signor Mario, salutiamo anche l'assessore Giorgio Carraro, assessore alle attività produttive di Paese, e questo pellegrinaggio nostro di Cronache Trevigiane in giro per la provincia ci fa sempre scoprire che l'agricoltura è vitale con la V maiuscola, è così? Sì, qui siamo su un comune abbastanza fiorente per via dell'agricoltura. Abbiamo diversi bovini di allevamento da carne e altrettanti come allevamento da latte. La sua azienda quanti capi ha? La mia azienda comprende tra bovini da carne e bovini da latte circa 250 capi. Grazie signor Mario, e diciamo tutto questo perché il Comune di Paese ha commissionato una indagine all'Associazione Provinciale Allevatori per censire questo miracolo zootecnico di Paese. Diciamo, si è tradotta questa indagine in risultati davvero confortanti per il futuro anche del primario a Paese. Sì, allora diciamo che da questa indagine abbiamo rilevato che a Paese c'è una presenza costante, che è molto importante, di circa 2.200 animali da carne e di 1.200 animali da latte. Servendoci allora di una manifestazione già collaudata, che è la manifestazione di Paese tra i fiori e i sapori, abbiamo voluto proprio valorizzare questa iniziativa, sia quella dei produttori di carne
e anche di latte, sia la festa in se stessa. Allora faremo 4 serate, come giustamente avevi anticipato, 4 serate. Comincia il 29 aprile. 29 sera, e andremo avanti per 4 serate. Grande stand gastronomico. Gastronomico in cui si degusterà esclusivamente la carne prodotta nel comune di Paese. 29 aprile si comincia, il 30 aprile si parlerà proprio di queste cose con un talk show a Paese, alla sera alle 21 con Moreno Morello, con un nutrizionista, con i sommelier, insomma con gli chef che parleranno di carne. Parleranno di carne, parleranno dell'uso della carne. Noi intendiamo valorizzare determinate parti dell'animale che sono forse meno pregiate ma non meno buone se sono fatte bene. Ci sarà anche un macellaio in questo talk show che infatti il suo slogan è "si può mangiare meglio spendendo meno". Alla fine 2 maggio in piazza Paese succederà il Ben di Dio. Il Ben di Dio. Nell'ambito allora nel clou proprio della manifestazione lo stand sarà aperto anche a mezzogiorno e sarà accompagnato da una serie di manifestazioni collaudate, la presenza dei fiori, la presenza dei bacchetti, la presenza delle associazioni. Ci sarà una sfilata di moda nel pomeriggio verso le 5. La serata prima ci sarà un concerto con un cantante del luogo che si sta distinguendo. Grazie all'assessore Carraro, grazie al signor Mario per averci accolto in questa splendida azienda. Noi ci fermiamo qui, fine di questa prima parte di Cronache Trevigiane. Nella seconda andremo a scoprire Gloria Tessarolo dove ci ha portato. A tra poco. Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi, perché parliamo la stessa lingua, perché abbiamo gli stessi valori, perché sappiamo guardare avanti. Siamo con te perché siamo come te.